Guglielmo Pievani, professore associato presso l'Università di Milano Bicocca, dove insegna filosofia della scienza. Siamo contenti di averlo qui come ospite perché, per quanti di voi ci hanno già seguito in precedenza, rappresenta il terzo scrittore di un libro che ci ha accompagnato nelle edizioni precedenti dei nostri incontri. Noi abbiamo ospitato il professor Girotto tanti anni fa, 2 anni fa, che parlava di evoluzionismo. Abbiamo ospitato l'anno scorso nel corso di tutti gli incontri che abbiamo fatto sulla matematica il professor Vallortigara, e quest'anno finalmente abbiamo anche il professor Pievani. Professor Pievani che come filosofo della scienza, questa volta non gli ho chiesto perché si è messo a studiare fisica, però in realtà l'ha studiata lo stesso. Condivide con noi la filosofia di fare divulgazione della scienza, cioè il suo obiettivo è propriamente condividere con il pubblico, discuterne chiaramente delle novità, delle conoscenze, della divulgazione, per cui per questo abbiamo francamente subito stabilito un feeling, anche perché condividiamo, come voi sapete, questo pensiero. Colgo l'occasione per ricordare che il professore, insieme anche con il dottor Cavalli Sforza, noto genetista, ha appena terminato una mostra a Roma sull'Homo sapiens, che è un percorso molto interessante e affascinante, in cui spiega e racconta come si è diffusa e abbiamo raggiunto tutta questa grande varietà di tipologia umana sulla Terra. Questa mostra, che si è appena conclusa, sarà, fortunatamente per chi non è riuscito a vederla a Roma, riproposta a settembre, dal 21 settembre fino a gennaio, a Trento, che forse per noi è molto più semplice da raggiungere. Io lo lascio alla vostra attenzione perché questa sera ci parlerà della vita inaspettata, e quindi un argomento che è sicuramente accattivante per tutti noi. Buon ascolto. Avete concluso il trio Vallortigara, Girotto, Pievani. Io però non credo di ripetere cose che vi hanno già raccontato i miei 2 amici e colleghi. Prima lasciatemi soltanto aggiungere ai ringraziamenti un apprezzamento mio particolare per questo tipo in particolare di iniziative. Io vado in giro per tutta l'Italia, ne faccio tantissime, con le scuole, fuori, e girano un po' le voci tra noi relatori, e diversi relatori mi hanno detto vai a Mogliano perché sono forti, e hanno organizzato dal nulla in questi anni un gruppo di persone, un'iniziativa sulla divulgazione scientifica importante. Quindi è un'esperienza bellissima. Io sono tornato negli Stati Uniti 10 anni fa, e da quando sono tornato in Italia sono nate molte iniziative come queste. In Italia c'è una domanda di scienza fortissima, alla quale ancora manca una opportuna offerta, però quando ci sono iniziative di questo tipo il riscontro del pubblico è sempre eccezionale. Prima è stata citata con molta gentilezza la mostra di Roma. Pensate che da quando è stata inaugurata Roma, è stata poi prorogata per diverso tempo, ha fatto più di 200.000 visitatori paganti, che è una cifra eccezionale per l'Italia, come sono le cifre in cui in Italia si vedono partecipare persone alle mostre di grandi artisti. E quindi è il segno che in Italia c'è una grandissima richiesta di partecipazione democratica alla scienza, capire cosa sta succedendo, avere aggiornamenti sulla scienza, intervenire, dibattere. I festival della scienza di Genova, di Roma, sono tutte iniziative di questo tipo, quindi complimenti a chi ha organizzato questa iniziativa perché è assolutamente meritoria. Detto ciò, il mio compito questa sera è, mi hanno detto di parlare 1 ora, ma io non voglio tediarvi così a lungo, spero di essere più breve, perché voglio raccontarvi in realtà una storia, così un po' improvvisandola, non ho immagini, la storia che ha portato a questo libro in particolare, La vita inaspettata, che è il progetto mio di scrittura che ha seguito Nati per credere, il libro che ho scritto con Girotto e con Vallortigara. È un tema diverso questo. Sono tornato un po' alle mie origini, io sono allievo di un evoluzionista americano che è scomparso nel 2002, purtroppo molto giovane, Stephen Jay Gould. E Stephen Jay Gould aveva questa grande passione per un concetto particolare, che era quello di contingenza storica, di contingenza evolutiva. E quindi questo è un libro dedicato a questo concetto, che io però adesso non vi spiego in modo astratto,
ma ve lo racconto con una storia. Questo è un libro che è nato in un momento così particolare, molto casuale anche. Io stavo lavorando a un progetto di edizione italiana di un testo di Darwin, che vi consiglio tanto di leggere perché mi ha appassionato molto. Darwin da ragazzo scrisse dei taccuini segreti, dei taccuini privati. Li compilò appena tornato dal suo famoso viaggio in giro per il mondo, no? Sapete, lui rimase in giro con il Beagle per 5 anni, dal 1831 al 36, e di recente abbiamo scoperto che appena tornato compila questi piccoli diari, questi piccoli taccuini, che abbiamo riscoperto dopo un secolo per varie vicissitudini, per cui aveva deciso di renderli segreti, nascosti e così via. Una nipote li tira fuori e fa la prima edizione inglese di questi testi, nei quali abbiamo fatto delle scoperte eccezionali, perché abbiamo scoperto che Darwin non è vero che ci mise così tanto tempo per formulare la sua teoria, ma appena tornato dal viaggio, in pratica in questi taccuini c'è tutta la teoria dell'evoluzione, il che dimostra, se fate due conti, Darwin pubblicò il suo famoso libro L'origine delle specie nel 1859, questi taccuini lui li chiude nel 1839-40, il che vuol dire che lui ha tenuto segreto completamente tutte le sue idee, le sue teorie per più di 20 anni. E quindi si è aperta tutta una ricostruzione interessante per capire perché diavolo abbia aspettato 20 anni di segretezza, di riluttanza prima di pubblicare. E io ho fatto l'edizione italiana di questi taccuini, che è uscita da La Terza 3 anni fa, nel 2008, 4 anni fa ormai. E mentre stavo facendo questa curatela, ho scoperto per caso un episodio che mi ha ispirato molto, perché mi ha dato l'idea di un episodio molto bello anche dal punto di vista drammaturgico. Ho scoperto che questa ragazza, questa nipote di Darwin, Nora Barlow si chiamava, era la figlia di uno dei figli maschi di Darwin. Darwin, sapete, ebbe 10 figli, di cui 7 gli sopravvissero, e uno di questi, Horace, ebbe questa ragazza, Nora Barlow. E questa ragazza fu la prima, nel Novecento, a decidere di mettere ordine alle carte del nonno. Carte sterminate, perché Darwin era un grafomane pazzesco, ha scritto di tutto, ha scritto, per darvi l'idea, 17.000 lettere, che ancora non sono state messe in ordine, siamo arrivati a 16 volumi e ce ne mancano ancora forse altrettanti prima di metterle tutte in ordine. Pensate cosa avrebbe combinato Darwin se avesse avuto la mail o l'iPad o cose del genere, e corrispondeva con gente in tutto il mondo. E questa ragazza inizia a mettere a posto tutti i materiali del nonno, va nel suo studio, li mette in ordine, insomma una cosa molto bella perché poi è durata decenni. È nata quella che tra gli studiosi si chiama industria darwiniana, tanto per darvi l'idea, perché è una roba che non finisce più e ancora adesso siamo impegnati nella decifrazione di tutto quello che lui ha scritto, perché quello che lui ha scritto pubblicamente è solo una piccola parte, la punta dell'iceberg di tutto quello che lui ha scritto e ha lasciato. E scopro che questa ragazza, nei primi anni in cui aveva iniziato questa impresa di mettere ordine a tutta l'opera del nonno, del famoso nonno, scopre, Nora, che è ancora viva, anche se molto anziana, l'ultima figlia, l'ultimogenita di un certo capitano Robert Fitzroy. Forse qualcuno di voi dirà qualcosa. Fitzroy è un personaggio fantastico, molto interessante dell'Ottocento, è stato il capitano del vascello di Sua Maestà Beagle, che portò in giro Darwin per 5 anni in giro per il mondo. Fitzroy è noto alle cronache, noi lo studiamo a scuola, perché è il classico cattivo della storia, nel senso che era il bigotto, quello che litiga con Darwin, quello con il carattere terribile, tutte cose vere naturalmente. Sapete che il rapporto tra i due fu pessimo quasi durante tutto il viaggio, erano 2 ragazzini tra l'altro, ricordiamocelo, perché erano tutti e 2 meno che non avevano ancora compiuto 25 anni. Uno era il capitano della nave, l'altro era in pratica il gentiluomo di bordo che aveva il compito semplicemente di fare la compagnia al capitano e di raccogliere reperti durante le escursioni via terra, cosa che Darwin fece con grande solerzia e lo ha portato a raccogliere nel giro di 5 anni una grande quantità di osservazioni, di reperti che poi ha spedito in Inghilterra, un sacco di casse di fossili, animali, piante, di tutto. I due ebbero in effetti un rapporto pessimo, perché Fitzroy era il figlio della classica aristocrazia inglese dell'epoca, conservatore, era diciamo, l'esponente di quella visione che allora veniva chiamata teologia naturale, per cui l'interpretazione del mondo naturale
doveva essere intesa, si diceva allora, come lo studio delle vestigia della creazione, no? Vuol dire osservare il mondo naturale come il vestigio, cioè ciò che rimane dell'atto creativo. Quindi gli adattamenti degli animali, le forme degli animali e delle piante erano intese come le prove dirette dell'azione di un architetto, di un demiurgo che le aveva plasmate. Darwin non è che avesse delle idee contrarie quando era partito, perché era un ragazzino, aveva fatto degli studi di medicina, così così, degli studi di teologia naturale, così così, e il padre decide di farlo partire con molta riluttanza. C'è un episodio molto bello in cui uno dei professori di Darwin a Cambridge gli offre di partire per questo viaggio e Darwin va a casa del padre e gli dice: guarda, mi hanno offerto di partire, insomma è un viaggio importante, interessante, potrei fare delle esperienze molto importanti, però non mi pagano niente, e quindi ovviamente il padre doveva pagare tutte le spese. Il padre gli risponde dicendo: non se ne parla neanche, perché c'è una lettera molto bella con una delle profezie più sbagliate della storia del mondo, perché il padre dice: guarda, fino adesso tu non hai combinato niente, voti scarsi, non hai fatto altro che raccogliere coleotteri e intossicarti di carni strane, perché era una delle sue passioni, non combinerai niente nella tua vita, figurati se adesso ti mando in giro per il mondo per 3 anni. Poi in realtà lo zio, ricchissimo, Wedgwood, decide di convincere il padre invece a farlo partire, pagherà poi lui il viaggio quasi interamente. Darwin parte e inizia a litigare subito con Fitzroy perché, per esempio, una delle prime tappe del viaggio, il Beagle, fu a Rio de Janeiro, i due scendono e Fitzroy decide di portare con sé Darwin in una cavalcata verso l'interno a visitare delle fazendas di allora, e Darwin entrambi assistono per caso a una scena incredibile in cui le madri vengono staccate dai figli adolescenti per essere rese schiavi. Perché allora ovviamente in queste fazendas si utilizzava in modo esteso la schiavitù. E Darwin vede questa scena straziante e dice: quale bestia può concepire la schiavitù, quale essere umano può concepire un altro come schiavo di sé? E Fitzroy invece gli risponde: no, la schiavitù fa parte dell'ordine naturale delle cose ed è giusto così. E Darwin si arrabbia moltissimo e da lì in poi litigheranno quasi per tutto il viaggio tra mal di mare e altre vicissitudini. Fitzroy però, Gould diceva sempre a lezione di stare attenti ai cattivi della storia, perché in realtà non sono quasi mai così cattivi. E in effetti Fitzroy è un personaggio interessantissimo, è stato non solo questo, ma è stato anche un grande scienziato a sua volta, e lo sarà dopo, quando torna dal viaggio. Fitzroy è stato quello che ha inventato le previsioni meteorologiche sul Time, è stato il primo al mondo a decidere di mettere su un periodico, su un quotidiano, le previsioni del tempo da lì a 2-3 giorni. È stato uno che ha inventato alcune delle tecnologie più importanti usate dalla marina inglese fino alla metà del Novecento. Ancora adesso i naviganti che sentono il canale della BBC per i naviganti, che si chiama canale Fitzroy, e c'è una parte dell'Atlantico dopo il Golfo di Biscaglia che si chiama proprio zona Fitzroy per i naviganti. Quindi è un personaggio che ha avuto un suo rilievo, una sua importanza. Muore tra l'altro giovane, suicida, ed è una storia molto particolare perché lui fu ossessionato per tutta la sua vita dal suicidio perché pensava che fosse una tara ereditaria, cioè pensava che fosse una tara che si trasmette nelle generazioni, perché suo zio e un altro suo antenato si erano uccisi tagliandosi la gola. Tra l'altro uno era un ex primo ministro inglese. E lui, naturalmente, avrete capito come finisce, avvera la profezia e si uccide tagliandosi la gola nel 1865, lasciando 4 figli. La quarta di questi si chiamava Laura, ed è ancora viva nel 1934, tantissimo tempo dopo, no? Un sacco di tempo dopo. Darwin è già morto, muore nel 1882. E questa nipote, Nora, scopre che Laura Fitzroy è viva, ultra settantenne, e ovviamente la tentazione è fortissima e va a trovarla. E io ho scoperto la cronaca di questo incontro e mi ha colpito molto, ho deciso di partire da questo racconto per questo libro, La vita inaspettata.